La scritta campeggia sul parcheggio da gennaio, perché dall'ultima restrizione la famiglia Zago ha deciso di non riaprire più il loro ristorante finché non sarà tornata un minimo di normalità. Abbiamo aperto in estate, siamo riusciti a lavorare adoperandoci con tutte le normative, ok? Dopodiché ci hanno fatto richiudere, per il periodo di Natale, così abbiamo visto che lavorando solo a pranzo, al sabato e la domenica, e non avendo le sere a disposizione, non potendo più fare la banchettistica, perché noi siamo soprattutto specializzati nella banchettistica, non tornavano i conti. Di conseguenza abbiamo deciso di chiudere dal 1° gennaio e siamo ancora chiusi. Una struttura da grandi numeri per matrimoni o cene aziendali che il contagio ha cancellato. Abbiamo preferito fermare tutte le spese, congelare il sistema, mantenere le risorse in casa, quelle poche ormai perché sai è un anno ormai di pandemia, e investirle nel momento più opportuno per ripartire bene. Una scelta economicamente importante legata alla stabilità della situazione. Vedendo questo altalenarsi delle curve, era in previsione che, adesso non lo dico, non vorrei dirlo, ma ho paura che andremo in zona arancione. Che significa tornare alle restrizioni dopo magari aver richiamato collaboratori, rifornito frigoriferi, riacceso fornelli. Ma si riesce a resistere? Allora, un'attività come la nostra, siamo a gestione familiare, tiriamo la cinghia e cerchiamo di resistere. Qualcosa di ristoro è arrivato, posso dire, su una struttura così è arrivato poco alla fine, visto i costi di gestione. Qualcosa di ristoro spero arriverà e insomma si vive un po' la giornata oramai. Intanto le sale vengono regolarmente apparecchiate, anche se al momento non si siederà nessuno. Pensate che prima o poi si riaprirà? Sicuro riapriremo, anzi le sale sono preparate così, addobbate, perché abbiamo tanti richiesti preventivi, gli sposi vengono a vedere le strutture, per cui è ben far vedere tutto. Saremo pronti, ma quando riapriremo seriamente.